Carolino, chi si tiene i meglio panettoni in Napoli? Poi va, io voglio a Kinder. Sì, ma non l'hai visto mai un panettone a Kinder? Ma quando mai? Chi si tiene a Kinder a Chincillo? Non fa via con la nessuno. Sei sempre simpatico, amore mio. Grazie, Cirasella. Ora un bacio. Dannaggi, grazie. Buongiorno, Buongiorno. Carlupi, hai capito chi è che? Chi è Massimbuo? Ma quale Massimbuo? Quello è Filomeno scaldabagno. E perché scaldabagno? È perché chi le capire che le si mangia. Io mi ho fatto l'elementare insieme, ci volevo con me. Non volevo qui, ti piace la caccoli? Ui, Piselli! E te che ci fai, camera? Chi è un Piselli? Ma ho visto il braccio di ferro. Ma quando Pisellino, Filomeno, è passato tanto tempo, ma sono cresciuto. Ah, sei cresciuto! Allora quando faccio chiamare più Pisellino? No, non facciamo ancora Pisellino, non è cagnato niente. Il tempo è passato, ma sempre Pisellino è, cioè sempre che lei. E come mai ho trovato il cane? Gumma, no, siamo venuti perché mio marito ha detto belli panettoni, infatti che perciò siamo venuti. E chi l'avrà ragione? Qui abbiamo i panettoni di ogni genere. È vero, Piselli? Carolino, tu giù, il panettone là, lo sacci proprio. Sentite, decidetemi un po', che panettone avete? Qui ce l'abbiamo di ogni genere. A Nutella, a black and white, a bicocca. Sì, perché state anche pure io. Ma che cosa? Ah, bisogna. Ma è bicocca. Ma voglio a Kinder cereale, a Kinder pinguino, a Kinder popcorn. Ma che ti vuoi? Sì, state zitti, solo uno, Ciro, che vuoi? A Kinder Bueno. E Kinder Bueno, e ce l'abbiamo. È vero, Piselli? E io che ne sai? Non ne sa, sei sicuro che non ci si è messo insieme a che? Carolino, solamente una volta, tutta a mangiare fuori. Perché? Perché in un ristorante c'è da sera. Signora Bionta, ce l'abbiamo come volete, fondente, melanurca e pure al limone. È vero, Piselli? Ma scatta la capo in tempo a che stai? Ma state là, domande ci sono di Oreo. Signora Bituniera, per caso tenete pure Oreo? Oreo sì. E Giuliana? Oreo sì. Sei Giuliana? Oreo sì. Sei Giuliana? E cacciafò. E tu eri te Rossi? Ma quale Rossi? Oreo sì, Augusto Oreo, ce l'abbiamo. Mangiate! E già me l'hai mangiata, la faccia tua. Svera, non può che ci trovi a mancare ad un banco! Uè, nel barbiano Ressi, fino a che a questo giro che tiene in capo tutto a cadere e ti faccia re come ci tressi tutto dentro. Che resta è schiattando perché ne ha fatto con mio marito! Piselli! Ma basta, calmiamoci un po'. Si entriamo in un panettone qualsiasi e fammi un conto, prezzo che ce ne abbaia. Filomeno ci sappiamo da tant'anni, non pochi sconti ci potesse fare però. Vabbè, ti ha ascoltato portafoglio. Ma chi le si è perché se non avete venuto? E qual è il problema? Possiamo fare quello che vuoi tu, te lo posso pure regalare. Oh no, Piselli. Piselli, e come fai a rifiutare? Vai, non ti preoccupare, Piselli, vai!